di avere una vita davanti. Abbiamo solo 30 anni e di questi tempi non conviene fare figli. I nostri due corpi in un mondo perfetto di Lego, sogni e Playmobil ci aveva delusi entrambi. Abbiamo già 30 anni, ma comunque di questi tempi più che padri siamo figli. La cosa più triste è che non esiste un altro mondo su cui andare a stare, e la cosa importante è che io amo te, tu ami solo me. Ce ne andremo così, alla faccia di tutti gli amici che dicono dov'è che vai, alla faccia di tutti i politici che passa il tempo e non passano mai. Dove vai? Dove vai? Ce ne andremo così, alla faccia di tutti gli amici che dicono dov'è che vai, alla faccia di tutti i politici che passa il tempo e non passano mai. Passa il tempo e non passano mai. Le nostre vacanze sono finite e questo inverno passerà e passeranno gli anni. Abbiamo comprato un televisore, schermo piatto ed HD, è come un quadro in salone. Abbiamo una casa di merda, ma certa roba ce la fa sembrare bella. La cosa più triste è che non esiste un altro mondo su cui andare a stare. Ce ne andremo così, alla faccia di tutti gli amici che dicono dov'è che vai, alla faccia di tutti i politici che passa il tempo e non passano mai. Dove vai? Dove vai? Ce ne andremo così, alla faccia di tutti gli amici che dicono dov'è che vai, alla faccia di tutti i politici che passa il tempo e non passano mai. Dove vai? Dove vai? Ce ne andremo da qui, alla faccia di tutti gli amici che dicono poi tornerai, alla faccia di tutti i politici che vanno sempre in vacanza alle Hawaii. Dove vai se la banana non ce l'hai? Al mare abbiamo invece perso tempo a litigare, ore ed ore a dispensarci da ogni bene. Io e te valiamo meno del sapore del riso in bianco al vapore, però amiamo il liquore alle rose del cinese. Magari io e te eravamo il mare. Amore, andiamo al centro commerciale, che c'è una fila di persone lì da ore ad aspettare che esca il nuovo cellulare. Noi li potremmo rapinare, ti comprerò quello che vuoi, ti porterò fino alle Hawaii e smetterò di lavorare. Anni, giorni ed ore, anche se poi non ci parliamo, lo sappiamo che scopare ancora non sarebbe male. Magari dimmi che non c'è altro posto in cui vuoi stare. Amore, andiamo al centro commerciale,
fila di persone lì da ore ad aspettare che esca il nuovo cellulare. Noi li potremmo rapinare. Comprerò quello che vuoi, ti porterò fino alle Hawaii, te lo giuro pure. Ricordi quel distributore di sigarette a Piazza Dante che di notte è tutto solo come un cane in tangenziale? Noi lo potremmo scassinare, svuotarlo delle monetine, andare a cena ed una notte fare finta che sia amore. Soltanto difetti, un giorno avremo le stesse paure, ma per un futuro che non ci appartiene. Un giorno saremo più interessanti, ma più invecchiati, un po' più ignoranti. Un giorno saremo cose diverse da quello che siamo, da ciò che eravamo. E già da un po' che non faccio niente per te, né per me, né per noi. A me basta stare qua. Gioia e qualche dolore, quel giorno era un tempo neppure lontano che ci chiedevamo noi come saremo. Poi in un momento tutto si è spento, tutto è cambiato anche il vento. Ci siamo meritati una casa migliore per rimpiazzare quel grande amore. E già da un po' che non faccio niente per te, né per me, né per noi. A me basta stare qua. E già da un po' che non faccio niente per te, né per me, né per noi. A me basta stare qua, mentre mangio la minestra e mi godo la partita. Non ricordo più nemmeno che sei qua con me, che non faccio niente per te.
was attractive to very many people because it offered the relationship without strings attached. Namely, free of discomfort, free of disappointments, free of the need for continuous effort, because normal love requires being reproduced day by day. Sono anni che faccio un cattivo sogno, sono anni che mi sveglio, sono anni che mi sveglio male col mal di testa e il mal di mare, il mal di pancia e il mal di gola, il mal di denti e la mia schiena a pezzi mi fa male se m'abbasso e vorrei andare da Marzullo a raccontarlo e a dire i sogni che faccio. Io vorrei essere intervistato per raccontare quello che sono, vorrei essere intervistato e diventar finalmente famoso. Questa volta mi ammazzo davvero, questa volta mi butto di sotto, mi faccio del male, questa volta mi faccio ammazzare perché dico quello che penso, ma non ci penso nemmeno un momento, questa volta finisce male se non mi fate nemmeno parlare. Io vorrei essere intervistato e raccontare quello che sono, vorrei essere intervistato e diventar finalmente qualcuno, ma la vita è un bellissimo sogno, o i sogni aiutano a vivere meglio, mi sa che sono un tantino confuso, sai Marzullo non so più chi sono. Ma il romanzo lo scrivo davvero, questa volta lo faccio sicuro, con soli 100 euro si può pubblicare, chiedo a mamma se me li può dare. Pensavo a quando era normale, la casa, il giardino ed il cane, di giorno al lavoro, la sera il divano, cambiare canale normale. Adesso ci tocca guardare il mondo da sotto a un cartone, che è la nostra casa da quando viviamo nel panico della stazione, lontani dal telegiornale, da quella scalata sociale che ci hanno insegnato a sognare. Che ne dici se andiamo al mare? Metti il vestito migliore, che il mare d'inverno, ed andarci eleganti. Condivideremo 2 auricolari, ad un orecchio un lento, all'altro il ritmo delle onde e del vento. E allora tiriamo a campare col niente che ancora rimane, stonati dal vino ci guarda un bambino, ci dicono non è normale, in pubblico non si può fare, rilassati e prova a dormire, che almeno proviamo a sognare. Dici se andiamo al mare, metti il vestito migliore, che il mare d'inverno è da andarci elegante.
troppo normale. Preferiresti raggiungere un fiume e pescare le rane, ma mi dici che è troppo normale. Preferiresti raggiungere un fiume e pescare le rane. Più ignoranti, meno eleganti, magari chini a camminare anche sui palmi, e senza casa né lavoro agli stipendi, saremmo stati, ti assicuro, più contenti, velosi e puzzolenti, se non fossimo costretti a dirci le parole. Io certamente avrei saputo cosa fare, che poi mi chiedo a cosa servono le parole. Se un cane basta avvicinarsi ed annusare, noi non seguiamo gli istinti ma li date sui documenti. No, non ho l'età, non più l'età che hai tu, che mi cerchi con gli occhi dal muretto del baretto giù al porto. Se davvero mi vuoi bene, chiediamo asilo a una foresta all'Equatore, stando lontano dai partiti e le persone. Avremo tanto e ancor più tempo per l'amore. Voi siete giovani e vinti e noi dinosauri ingombranti. No, non ho l'età, non più l'età che hai tu, che mi cerchi con gli occhi dal muretto del baretto giù al porto. No, non ho l'età, non più l'età che hai tu, che mi stai spogliando con quegli occhi grandi, con quegli occhi belli. No, non ho l'età, non più l'età che hai tu, che mi segui. No, non ho l'età, non più l'età che hai tu, che mi rincorri svelta sul vialetto al giardinetto giù in centro. No, non reggo, io mi fermo e poi ti sposo qua. Quanto sei bella mentre piangi e il trucco si scioglie e ti sporca la faccia. Basta, non l'ho fatto apposta e poi lo sai, se torno nervoso
divento una bestia. Sognavamo giorni splendidi, quando ci scambiamo i nostri sì. Struzza, ma allora non basta, piangi ancora, adesso ti annudo le calze alla gola. Viola, sorridimi allora, sembri stanca, conserva il tuo fiato un attimo ancora. Guarda com'è bello il giorno qui, vaffanculo ai soldi, ai debiti. Viola, parla ancora, mentre muori mi punto alla tempia la vecchia pistola. Viola, sorridimi ancora, mentre muori mi punto alla tempia la vecchia pistola. Viola, sorridimi ancora. I denti stretti hanno congelato le parole che sono morte in bocca come innocenti in prigione. Parole morte vergini che non ho pronunciato nello spazio di un metro che è un mare sconfinato. Poi a un tratto ti ho strappato dalle mani un foglietto sopra il quale tu scrivevi dove dovremmo essere. È un posto che non esiste, è vuoto di noi. Dove dovremmo essere? È un posto che non esiste. A volte
una vita a lavorare. Sono andato in pensione. Cosa hai fatto quando è cominciata la pensione? Ho iniziato a stare male. Cosa hai fatto quando hai cominciato a stare male? Sono andato in ospedale. Cosa hai fatto quando eri costretto in ospedale? Sono morto, che potevo fare? Evitare di passare una vita a lavorare si può fare, sì si può fare, basta trovare un metodo speciale, anche amorale, molto amorale. Lavorare solo un giorno per avere la pensione si può fare, sì si può fare. Lo slogan un po' superficiale e ti fa un giorno da parlamentare. Basta trovare un metodo speciale, anche amorale, ti può rubare. Cosa hai fatto dopo una vita a lavorare? Qui da inizio una parlamentare. Così credevi il suo bastone uscire perché non la voleva sentire, sembra lamentarsi. Non mi ricordo come le chiamano le due regine, non mi ricordo, che non mi sopportava più scapparsi, un po' da lentino, tutti ci abbiamo riconosciuto. No, quando esco le lascio lì, quando vado nessuno me li toglie. Ma un po' di... La nome è l'abitudine. Adesso sono al mare, poverino, lavoro tutto l'anno. Lavoro tutto l'anno. Sanno portare. Ma non credo che a fare lei. L'uomo si è inventato tutto senza risolvere mai niente. I problemi sono quelli di sempre. I problemi sono gli stessi da sempre. E se la felicità non si può comprare, a cosa serve lavorare? Se la felicità non la possiamo nemmeno pensare, a cosa serve lavorare?
voglio stare qua. Magari è meglio se con te. Io voglio stare qua. Magari è meglio se con te. E voglio avere dei bambini, o forse è meglio dei cani. Si vede lei che non poteva fare la figlia. No, ma non c'è ma è lei che si mette. Lei è così, vuol far vedere che fa tanto. No, tanto non ti preoccupare. Lo sa tua figlia che tu non vuoi.